Sono Nedo Gallina, presidente dell'unità cinofila Soccorso La Marca, un gruppo che opera nella ricerca di persone scomparse da parecchi anni, sono una trentina d'anni, uno tra i primi gruppi nati nel Veneto. Questa è la nostra palestra di addestramento, palestra con macerie. Anche qui siamo stati fortunati perché il comune ci ha dato questo pezzo di terreno che è piuttosto vasto, grande, e ci permette di fare un po' quello che si vuole nel senso buono, nel preparare questa prima parte che abbiamo qua sopra per l'inizio dell'addestramento dei cani, dei cuccioli e quant'altro, la parte sotto con macerie per l'approfondimento poi nella ricerca reale. La persona che è vicino al cane gli ha fatto sentire che c'ha del cibo e si nasconde dietro uno di questi cubi, dentro uno di questi cubi. All'interno c'è già anche il proprietario. Il cane cerca e attraverso il naso sente che c'è l'odore e attraverso l'abbaio mi indica che lì dentro c'è il proprietario o la persona estranea. Il bello è che su questo tipo di addestramento non viene gratificato dal proprietario ma bensì dalla persona estranea, quindi il cane memorizza che non è solo il proprietario che gli dà il premio quando lui cerca, ma è anche una persona estranea. Pian pianino si abituerà a cercare l'estraneo, come succede poi nella maceria. Nella maceria non abbiamo la possibilità di avere indumenti o quant'altro della persona travolta, quindi il cane si deve abituare a cercare l'odore umano. Gli viene dato il cerca al cane e il cane comincia a spaziare nella maceria. Non sa assolutamente dove c'è la persona, quindi dovrà batterla più o meno tutta quanta, almeno che non sia avvantaggiato che gli arriva un colpo di odore. Quindi attraverso il conduttore dovrebbe anche mandare il cane in base dove va l'odore, perché questo è fondamentale nella ricerca in macerie. Ovviamente, avendo tutta questa serie di difficoltà, il cane si deve muovere lentamente. Eccolo. In questo momento, adesso tra poco dovrebbe abbaiare, è perfetto. Questa è la segnalazione che lì sotto quella maceria c'è una persona viva. Adesso dovremmo avere la conferma, benissimo, la mano alzata del conduttore mi dice sì, qui c'è qualcuno. Questo è il segnale che il conduttore deve dare anche ai vigili del fuoco e quant'altro, qui c'è una persona. Adesso per avere la certezza manderemo delle altre unità cinofile per avere la conferma che lì effettivamente ci sia la persona, perché dobbiamo immaginare che non sia così aperto come vediamo qua, ma sia sotto metri cubi di materiale, quindi prima di andare a scavare inutilmente e perdere del tempo prezioso, manderemo delle altre unità cinofile che andranno a confermare solo in quel punto lì. Se dopo la terza conferma avremo anche la terza conferma, inizieremo poi a scavare e cercare di estrarre la persona. Questi per noi adesso sono tempi lunghi, ma in realtà sono molto più brevi, anche perché qui si spera di salvare una persona, quindi è come un po' sulla valanga, meno tempo ci si impiega e più possibilità abbiamo di salvare la persona. Ecco la segnalazione, quindi a questo punto possiamo comunicare ai vigili del fuoco che abbiamo la certezza che lì sotto ci sia una persona e cominciare a scavare per il recupero e possibilmente il salvataggio della persona. Ecco, di solito per ultimo si manda il cane più anziano, più lento, quello che è più sicuro, quindi una volta che se lui ci conferma siamo tranquilli, insomma, ecco, più viene gratificato dal figurante.